Allora, a Cosenza, per parlare anche di gioco d'azzardo, avete presentato un disegno di legge in questo senso? Un disegno di legge di iniziativa popolare per fare in modo che una piaga del nostro Paese, finanziata anche, devo dire, e foraggiata dallo Stato e dal Governo, venga a finire. Sono 800.000 le persone affette da ludopatia in Italia ed è un giro d'affari di 100 miliardi di euro l'anno. Immaginate 100 miliardi di euro che vengono presi dalle tasche dei cittadini che li vanno a giocare. In buona sostanza non è un gioco del divertimento, è un gioco della disperazione. Un dato: il giorno in cui si gioca di più è il giorno in cui i pensionati ritirano la pensione, a dimostrazione che è un tentativo di passare la crisi giocando, foraggiati dallo Stato, da una parte. Dall'altro lato la criminalità organizzata che lucra su questi enormi capitali. Ecco perché vogliamo dire basta alle slot machine, ai giochi online, basta a questa vergogna che fanno del nostro Paese un Paese incivile.